Esami di maturità al via con una certa sorpresa per gli elaborati scelti dal Ministero. Gli studenti maturanti dell'Agrigentino, ma non solo loro, si attendevano Pirandello, una traccia questa data quasi per certa vista la ricorrenza dei 150 anni della nascita del drammaturgo. Ma a Pirandello è stato preferito il poeta toscano Giorgio Caproni, un autore insolito, poco conosciuto dagli studenti che hanno affrontato la prima prova scritta. Il tema generale su progresso e civiltà è tratto da un articolo pubblicato lo scorso anno a firma del genetista Edoardo Bonginelli. Per il saggio breve alla vigilia tutti avrebbero scommesso su un argomento riguardante gli immigrati, mentre non si è fatto alcun cenno neppure all'argomento del giorno che è il terrorismo. Insomma, come al solito, l'attualità è stata puntualmente scartata dal Ministero. Grande emozione come ogni anno all'ingresso degli istituti scolastici dove molti genitori hanno accompagnato i propri ragazzi. Nell'Agrigentino la prova interessa 4.729 studenti, di cui 270 al liceo scientifico Leonardo, che risulta il primo istituto di Agrigento con il maggior numero di maturanti. Domani altra prova scritta con le materie scelte che sono matematica, latino, diritto ed economia politica. Lunedì 26 giugno, infine, sarà la volta della terza prova, il cui scritto riguarda domande preparate dalle commissioni aventi per oggetto il programma svolto dai ragazzi nell'ultimo anno.